Prima campanella domani per oltre 104.000 studenti della provincia vicentina. Anche se per alcuni la pausa estiva è finita ieri, alcuni istituti hanno deciso di anticipare le lezioni per allungare qualche ponte nel corso dell'anno scolastico. Nonostante il calo degli studenti, figlio della denatalità generalizzata, Vicenza resta la provincia del Veneto con il numero più alto. Siamo la provincia con il maggior numero di studenti e studentesse. Abbiamo sentito anche noi, come le altre province, l'effetto denatalità, lo stiamo sentendo soprattutto alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e al primo ciclo, quella che chiamavamo scuola media. Non l'abbiamo ancora sentito alla scuola secondaria di secondo grado, dove abbiamo un più 90 alunni, quindi più 2 classi che sono state assegnate. Denatalità che invece si fa sentire per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, con 121 studenti in meno e di conseguenza 4 sezioni in meno rispetto allo scorso anno, alla primaria che vede un meno 731 alunni e 39 classi, il primo ciclo che registra un meno 727 ragazzi e meno 18 classi. Non ne risente il ciclo delle superiori, che vanta un esercito di 40.566 ragazzi, 90 in più rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda docenti e cattedre, è stata avviata la procedura informatizzata nei giorni scorsi per i supplenti, proposta d'incarico che è arrivata a 2.124 insegnanti, 226 messi in ruolo. Abbiamo potuto non fare tagli. Il Ministero, pur in presenza di un minor numero di studenti, ci ha dato lo stesso numero di organico, cioè di personale docente, e quindi abbiamo mantenuto un livello alto di possibilità anche di didattica, perché dove c'è magari un insegnante in più si possono fare attività anche di laboratorio specifiche e anche di seguire gli alunni che hanno più difficoltà.